buongiorno. Ancora il maltempo sotto la lente di Focus TG, si sta facendo la conta dei danni per l'ondata che ha provocato davvero grossi problemi, soprattutto a Vicenza e a Padova, fenomeni in attenuazione, ma si sta con gli occhi rivolti al cielo perché potrebbero esserci altre precipitazioni molto intense, danni non soltanto nella zona dello stadio a Vicenza, Scantinati e box, ma anche in campagna per causa allagamenti. Andiamo subito in diretta a pochi chilometri da Vicenza da Luisa Bertini. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in un'azienda agricola in strada della Carpaneda in compagnia della titolare Chiara Centofanti. Perché? Perché l'azienda l'altro ieri è andata completamente sott'acqua. Ci indica il livello dove arrivava l'acqua? Allora l'acqua arrivava all'incirca sotto le ginocchia, quindi dentro gli stivali. Voi 40 centimetri di acqua c'erano. Voi siete arrivati qua, mostriamo un attimo il punto vendita. Sono arrivata a metà mattina perché prima facevo un giro di consegne alle mie clienti, non immaginando la situazione, perché qui di solito non si allaga mai così tanto. E niente, avevo già visto un video di un'azienda qui vicino che mi segnalava la situazione, ho lasciato la macchina là e camminando sono arrivata, insomma, e mi sono resa conto subito del disastro. Qui il disastro è dovuto a quello che è la roggia Dioma? Probabilmente sì, probabilmente l'esondazione della Dioma e la scarsa capacità poi dei fossi qui intorno di attutire, diciamo, tutta l'acqua. Ecco, qui vediamo tutto il materiale che avete tirato fuori, state facendo le ultime pulizie, l'aspirazione dell'acqua. Tutto, anche la casa sostanzialmente, e quindi abbiamo tirato fuori tutti i nostri materiali che sono infangati e bagnati. Voi tra l'altro avete anche degli animali. Qua intanto vediamo delle arnie. Simone, se vuoi mostrare anche le arnie che ci sono qua alle nostre spalle, che non sono vostre, però avete messo in salvo anche tutte le arnie. Le api di un apicoltore per fortuna si sono salvate proprio per 5 centimetri. Qui non è successo assolutamente niente. E quello che è stato il peggio invece sono state le nostre galline. Abbiamo un piccolo pollaio e durante la notte evidentemente sono state colte di sorpresa e quelle che dormivano più basse sono annegate, circa una decina, diciamo. Ecco, quindi adesso il pollaio l'avete liberato praticamente? Il pollaio tutto. Poi subito, quando mi sono resa conto della situazione, ho visto già da lontano che c'erano dei problemi e siamo andati subito a prendere gli animali uno a uno e li abbiamo ricoverati in una stanza più sicura e alta, così. E diciamo il disagio non è soltanto legato all'impatto, diciamo, sulle cose, ma anche all'impatto emotivo, perché qui parliamo sicuramente diciamo che sì, non sono morti tanti capi, però ovviamente sono animali e emotivamente una lacrima devo dire che mi è scesa quando li ho visti. Lei prima mi ha detto una cosa interessante, mi ha detto noi siamo agricoltori, ci rimbocchiamo le maniche, ripartiamo subito perché siamo un po' anche abituati a fare i conti con quella che è la natura. Assolutamente sì. Diciamo che noi viviamo sfide quotidiane perché una volta appunto può essere l'acqua, una volta la neve, la grandinata, la siccità, l'eccessivo caldo. Gli animali selvatici che ci fanno un sacco di danni. Proprio l'altro giorno eravamo alle prese con le nutrie che ci mangiano i tulipani, cioè ogni giorno c'è qualcosa che ci mette, diciamo, a rischio in quello che stiamo facendo. Fa parte del nostro lavoro, però è una scelta di vita con cui sappiamo di dover convivere tutti i giorni. E questa è una cosa che ci piace anche spiegare alle persone in modo che capiscano a volte che cosa c'è dietro, no? Magari un piatto di insalata che pensano che sia tanto semplice coltivare. Avete fatto già una stima dei danni? No, non ancora. Vediamo se per caso ci sarà qualche rimborso, capiremo cosa fare. Intanto occhi puntati sul cielo perché ha ripreso a piovere. Diciamo sì che ieri sera io sono andata a prendermi per scaramanzia comunque dei sacchi di sabbia e
e credo che prima di andare via oggi li metteremo, anche se in realtà adesso insomma dicono che è un po' più freddo, quindi probabilmente ci sarà un po' più neve in bassa quota, quindi non dovrebbe succedere niente, incrociamo le dita. Ecco, io ringrazio la nostra ospite Chiara Centofanti e restituisco la linea allo studio. Molte grazie Luisa, ovviamente solidarietà a tutte le persone che sono state così duramente colpite, moltissime aziende agricole con gravissimi danni. Molto spesso gli animali sono stati salvati come in questo caso. Intanto nel Padovano sta scendendo il livello del Bacchiglione, ma si teme che ci possa essere un'altra onda di piena se dovessero riprendere le precipitazioni. Vediamo il servizio della nostra redazione di Padova. Gli occhi sono tutti puntati al cielo. È prevista in queste ore infatti la ripresa delle precipitazioni con terreni già saturi per le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Nel frattempo sta scendendo il livello di tutti i corsi d'acqua. La piena del Bacchiglione sta lasciando la provincia di Padova. A Bovolenta le scuole sono ancora chiuse, ma il fiume si sta ritirando dalle aree golenali, dove per precauzione sono state sfollate alcune famiglie. Nella bassa padovana non hanno mai destato particolari preoccupazioni i livelli del Frassine e del Frattagorzone, che si sono limitati ad allagare il piano campagna. Alcune situazioni di difficoltà persistono sui colli euganei, dove una frana si è verificata lungo la strada provinciale 77 tra Teolo e Rovolonna. Lungo l'asse del Bacchiglione l'allerta resta rossa. Le precipitazioni previste per le prossime ore dovrebbero avere un'intensità minore rispetto a quelle di giorni scorsi, ma la situazione va monitorata di ora in ora. Vediamo la situazione nel Bassanese, dove ci sono tutt'oggi ancora molte frane in movimento. Sulla pedemontana, ma resta altissimo il livello di attenzione verso le criticità idrogeologiche del territorio. Dal punto di vista dei corsi d'acqua, infatti, le piene non hanno portato problemi gravi e se si fa eccezione per la spettacolare piena della Brenta sotto il Ponte Vecchio, la situazione è rimasta sotto controllo. A far paura sono però le tante frane e gli smottamenti rimessi in movimento dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi e dal saliscendi delle temperature. A Pianezze una frana si è aperta letteralmente sotto una casa, mettendo a rischio l'incolumità dei residenti. Gli abitanti sono stati evacuati e lo stato dello smottamento è monitorato ora per ora. L'epicentro di movimenti franosi sembra però essere localizzato a Marostica, dove già nei giorni precedenti si erano rimesse in moto molte situazioni complesse nelle frazioni e nelle contrade della spalla dell'altopiano dei 7 comuni. A 2 passi dalle mura medievali invece si è verificata una frana in via Panica a ridosso del vecchio ospedale. Il transito è stato interdetto e il comune sta effettuando tutte le verifiche del caso. Altre colate di misura meno preoccupante sono registrate fra Pianezze, Colcerese e Valbrenta, dove pure c'erano state scariche di sassi all'inizio della perturbazione. In montagna è scesa la neve come non si vedeva da un pezzo, con accumuli di oltre 1 metro sui rilievi dell'altopiano dei 7 comuni e una coltre piuttosto consistente anche sul massiccio del Grappa. Il rischio valanghe, collegato con l'innalzamento delle temperature delle scorse ore, è marcato pure in altopiano e le autorità consigliano prudenza a sportivi e visitatori. Vi daremo aggiornamenti ancora sul maltempo, in particolare da Vicenza andremo in diretta nella zona dello stadio. Lo stadio Menti è stato completamente allagato e tantissima acqua ancora negli scantinati e nei boschi. Ci collegheremo più tardi con di nuovo Luisa Bertini e Daniele Garbin. Ma adesso apriamo la pagina della mancanza di sicurezza. Ormai Mestre è diventata quella che una volta si chiamava il Bronx per continui episodi di violenza, in particolare in Corso del Popolo. Anna Maria Parisi oggi è tornata sul luogo in cui ieri abbiamo ripreso in diretta un arresto da parte della polizia. A te Anna Maria. Sì, buongiorno direttore, ci troviamo esattamente a pochissimi isolati da dove è successo il fatto che hai appena citato tu, fatto dopo il quale nella giornata di ieri nel corso dell'operazione Alto Impatto, un'operazione interforze con gli uomini della Questura di Venezia e gli agenti della Polizia Locale di Venezia hanno fermato 200 e identificato 200 persone, 35 con
precedenti ed espulso anche una persona irregolare sul nostro territorio. Questi alcuni dei numeri dell'operazione Alto Impatto, ripeto, effettuata nella giornata di ieri nelle zone calde della terraferma qui a Mestre, dove ci troviamo in questo momento con le immagini di Sandro Ponchio. Operazione scattata maggiore dopo l'accoltellamento di lunedì. Imprenditore bengalese è stato niente meno che accoltellato nel suo locale da uno dei clienti che non voleva pagare il conto. E noi, direttore, stiamo proprio in compagnia di questo imprenditore, Abul Kazan, 40 anni, che ringraziamo per essere qui con noi, perché come vediamo è ancora fortemente provato da quanto accaduto. Abul, intanto come stai? Sì, adesso sto bene, però non ancora guarisce bene. Mal di testa un po' e anche ginocchio male, non si può camminare proprio forte. Dunque, vediamo che hai questa vistosa medicazione alla testa, ti ha colpito il cliente col coltello alla testa, alla caviglia e anche alla gamba. Tu sei intervenuto per difendere chi? Perché... Dipendere mio ragazzo che si lavora dentro, è mio cugino, e lui prima ha chiesto, hai bevuto, dammi soldi, però questa signore ha già fatto come pinta, ti ho dato 100 euro e mi dai il resto. Per così ha cominciato a parlare, chiacchierare. Dopo lui è tirato di una coltello del suo giacca, dentro di giacca. E allora coltello lama quasi di 20 cm lunghezza, e questa quando come spende sui arriva di proprio col coltello fortissimo. 2 o 3 volte ha fatto per mio cugino, suo giacca rotto e tagliato proprio, sua mano un po' tagliato. Quando ho visto così ho voluto difendere mio cugino, sì, perché lui lavora dentro. Quando è andato di là proprio davanti mi ha fatto 2 o 3 volte con coltello. Una volta io ho trovato qua proprio di 4 punti. Ti hanno dato 4 punti in ospedale, solo la testa? Solo la testa. Dopo piedi con vicino di ginocchio ho trovato, però di là non serve di punti. Ecco, quindi lui è intervenuto a difesa sia del cugino che di un aiutante, e lavorano entrambi nel bar, entrambi feriti in modo lieve. Per fortuna uno dei due aveva un piumino come questo che porto adesso io, che lo ha difeso dai fendenti. Tu conoscevi questo cliente? Secondo te era un cliente abituale o l'hai visto per la prima volta? Già visto proprio prima volta, perché io non lavoro di là sempre, perché mio sei altri locali, altri bar, quindi io in giro vado tutte le parti, io mai visto. Ecco, noi adesso siamo seduti, direttore, proprio perché Abul fa fatica a camminare, quindi per agevolarlo anche dell'intervista abbiamo deciso di effettuarla in questo modo, seduti. C'è da dire anche che sembra che la polizia abbia già identificato l'accoltellatore, si tratterebbe di una persona di nazionalità straniera, sembra dell'est Europa, e che graviterebbe o comunque risiederebbe nell'area metropolitana di Venezia. Adesso, Abul, volevo chiederti, hai sentito che tanti imprenditori, tra cui Ali, bengalese come te, un tuo connazionale, vuole organizzare questa marcia per chiedere maggiore sicurezza in città, partendo proprio da Corso del Popolo. Tu farai parte di questi imprenditori, prenderai parte a questa marcia? Sì, certo, anche io voglio, come di Ali ha detto, perché prima era quando 2007 io ho entrato in Italia, non ho visto come assicurazione così. Adesso è molto problemi per i spazzatori e anche drogati. In importante Corso del Popolo, via Gasperi Goggi, questa zona è Caposena, questa zona più pericolosa, perché loro sempre vendono di là, anche davanti di mio locale se 3-4 cassonetti di Veritas, di là non vede nessuno, quindi una abusiva, una nascosto, quando passa macchina di polizia loro non vede,
Quindi quando quella di Ali Bar, angolo, di là quando la polizia va, loro subito scappa, arriva proprio davanti di mio SKP Bar. Per così voglio liberare questa di Cassonetto e anche voglio una di un po' di più sicurezza in questa zona. Da quando sei arrivato quindi trovi una Mestre molto cambiata, è peggiorato o migliorata? No, peggiorato proprio, non è migliorato, peggiorato. Prima era tranquilla e non c'è così. Io dico verità che non hai visto neanche una volta che i spazzatori fuori per vendere droga, tutta una cosa. Adesso proprio fuori fuma, sento odore, anche vende davanti di gente. Tu li vedi quindi gli spacciatori che vendono la droga? Ho visto tante volte. Quando arriva di mio bar ho detto ai miei ragazzi non vendi di loro, non vai a lavorare con loro. Quando dice no, io non vendo, non voglio lavorare con voi, vai in un altro bar, dopo subito comincia casino. Non vuoi lavorare, cosa dici? Cioè non gli vuoi dare da bere? Non vuole dare bere, perché quando devo bere voleva bagno. Quando va a bagno subito loro fa qualcosa di droga. E quindi quando tu gli dici, li cacci, li mandi via, loro tornano e fanno che cosa? Loro tornano con barca subito, quindi comincia a entrare facile, quindi comincia qualsiasi cosa vuole. Cioè, avete delle ripercussioni voi imprenditori che non li volete nei vostri locali, dici, creano risse, aggressioni, rompono tutto, cosa fa? Sì, già, e anche lunedì mi ha rotto la mia porta di vetro, tutto, dopo martedì ho già cambiato questa. Insomma, è difficile la vita qui a Mestre anche per voi imprenditori di nazionalità straniera, anche se sono tanti anni che risiedete qua? Sì, un po' di sicuro che rischio, anche via Piove così lo stesso. Corso del Popolo è diventata una nuova via Piave, secondo te? Adesso sì, vedo così, come nuova Piove. Prima era tutti via Piove casino, però dopo adesso è spostato Corso del Popolo. Cosa vuoi chiedere al sindaco e al prefetto di Venezia? Allora, voglio chiedere che trova di così brutte persone, meglio che direttamente e mandi in carcere 2 o 3 anni, dopo impara qualcosa. Non ecco, che oggi prendi e domani lasci fuori, no, non va bene così. Questa è una legge che andrebbe, va riformata naturalmente da Roma. Quindi, direttore, con Abul Khasan, l'imprenditore bengalese, di origine bengalese, accoltellato lunedì scorso, è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte Anna Maria Parisi per questa intervista esclusiva, le riprese di Sandro Ponchio, e ieri Anna Maria Parisi aveva fatto un servizio proprio su un arresto in diretta in Corso del Popolo con le riprese di Francesca Pezzo. Rivediamo il servizio. Inseguimento delle forze dell'ordine nei confronti di un tunisino nemmeno trentenne sfuggito poco prima ai controlli in zona stazione. Conferma in diretta oggi all'ora di pranzo a Mestre. Il fatto in Corso del Popolo, incrocio con via Torino. Sono le 12:40, le nostre telecamere sono lì, accese. Obiettivo aperto sugli ultimi fatti di cronaca e delinquenza, tra spaccio, aggressioni e furti, quando inaspettate ci raggiungono prima le furiose grida con imprecazione del tunisino, di nero vestito, che attraversa la strada. Eccolo, ora cammina, in apparenza tranquillo. Fulmineo l'arrivo degli agenti delle volanti del commissariato di Mestre, l'hanno visto, a circondarlo sotto i portici dell'hotel, anche con i poliziotti della seconda volante giunta dalla direzione opposta, ben 5 agenti. Gli chiedono il motivo della sua fuga dal posto di blocco precedente, scatta la perquisizione. Nemmeno 2 minuti dopo sul posto in supporto pure un'auto della polizia locale di Venezia. Il suono delle sirene ne precede l'arrivo. Tutto attorno, tra la curiosità, la paura e la bramosia di sapere cosa stia accadendo, si formano capannelli di gente. Ferma, osserva, guarda attonita e sorpresa, cerca di capire cosa stia accadendo in questa zona della città assediata da sbandati e criminali. Tra il plauso di quanti si dicono soddisfatti dell'immediato intervento delle forze dell'ordine. Poco prima questo imprenditore, proprietario dell'hotel Ambasciatori, stanco dell'insicurezza della zona, dopo che l'altra sera alle 21 una donna aveva chiesto riparo e aiuto presso la reception del suo albergo, aveva lanciato questo appello a sindaco e prefetto.
Noi siamo abituati ormai a vivere in un quartiere multietnico. Se però la sicurezza viene messa a rischio, evidentemente c'è un problema. Quindi io quello che chiedo è, oltre a dei blitz che sicuramente servono e sono significativi e portano alla ribalta un fenomeno, un problema che esiste, è avere dei presidi fissi di forze armate, dell'esercito, della polizia o dei carabinieri che servono da deterrenza, ma che diano anche al cittadino o al turista la possibilità di sentirsi sicuro quando esce. Nel frattempo il tunisino fermato è stato successivamente accompagnato in ospedale a Mestre per capire se avesse ingerito ovuli di stupefacente o se ne subisse l'effetto o fosse semplicemente ubriaco. Come ricordava Anna Maria Parisi, è in preparazione una manifestazione di residenti e commercianti contro lo spaccio. Il furto di tavolini e sedie del bar, sfortunatamente non chiuse dal lucchetto, ripreso dalle 7 telecamere di videosorveglianza posizionate dal proprietario del locale. Le stesse telecamere che una settimana più tardi riprendono quello che sembra un regolamento di conti in piena regola. La violenta aggressione con pestaggio da parte di un gruppo di spacciatori contro una singola persona, qui in un angolo di Mestre, in via Gaspare Gozzi, a ridosso di Corso del Popolo. È l'1:13 del mattino di mercoledì 21 febbraio. Il bar in questione è il Venice Bar and Food, quello cioè che ad agosto scorso è stato fatto chiudere per 10 giorni su disposizione del prefetto per motivi di sicurezza e contro lo spaccio. Si trova letteralmente a 2 passi dalla pasticceria dove lunedì il proprietario è stato accoltellato da un cliente che non voleva pagare il conto. Oggi Ali, il proprietario del bar in questione, esasperato da tanta cruda violenza e malvivenza, sta organizzando, in data da definirsi, con diversi proprietari e gestori di locali dell'area, una marcia per chiedere maggiore sicurezza. E noi chiediamo più sicurezza. Io non posso chiudere il nostro locale, ho paura di aprire. Io ho paura di aprire il locale. Ecco, Ali, ogni giorno succede questi problemi e la maggior parte sono spacciatori. Per garantire maggiore sicurezza per sé, la sua famiglia e i suoi stessi dipendenti, Ali ha pure ingaggiato una guardia giurata privata, ma non basta, dice. Spacciatori e delinquenti alzano giorno dopo giorno la soglia di guardia, diventando sempre più scaltri, conclude. 2 giorni fa è stato accoltellato un altro commerciante del Corso del Popolo, un bar. Ogni giorno succede qualcosina di questa zona. Noi chiediamo più tutelati, anche commercianti, quello di passaggio della gente. Alle 8 di sera è stata rubata un amico, prendono portafoglio, coltellati. Ogni giorno succede queste cose. L'omicidio di Sara Burattin, la 41enne che è stata trucidata dall'ex marito a Bovolenta nell'abitazione della madre, è in corso l'autopsia. Il corpo del killer è stato ripescato dal Brenta, si era lanciato nel fiume con il suo furgone. Andiamo in diretta a Bovolenta da Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con Federico Cibotto ci troviamo davanti alla casa dove Sara Burattin si era trasferita da 15 giorni insieme alla mamma. Siamo in Viale Italia, si va verso la chiusura del fascicolo per omicidio colposo aperto dal PM Sergio Dini proprio per il ritrovamento senza vita del corpo del reo che, come ricordava, è stato tirato su dai vigili del fuoco dalle acque del Bacchiglione in un momento di pausa dell'onda di piena nel pomeriggio di ieri. L'autopsia sul corpo di Sara Burattin, lo hanno confermato da poco notizie degli investigatori, sarà eseguita nel pomeriggio di oggi. Il collega sta inquadrando proprio il Capanno, il magazzino per gli attrezzi, dove è avvenuta davvero un'aggressione violentissima, almeno 20 le coltellate che sono state inferte sul corpo della giovane donna. Allora io andrei a ripercorrere tutte le tappe del ritrovamento del ripescaggio del corpo di Alberto Pittarello, dell'ex compagno della donna, 39 anni, avvenute ieri nel Bacchiglione, ieri pomeriggio, nel servizio che vi proponiamo.
Lo hanno portato a riva una manciata di minuti, poco dopo le 16 di ieri. Alle 13:30, la piena del Bacchiglione in leggera diminuzione, i vigili del fuoco sono tornati in acqua, legati a quello che chiamano il tubo di Arianna, riuscendo ad agganciare il furgone e individuando il corpo di Alberto Pittarello, il 39enne ex compagno di Sara Burattin, seduto all'interno nel mezzo, ribaltato, agganciato con le cinture di sicurezza e i finestrini aperti. Un recupero difficile, circa 5 metri di profondità, con una visibilità inferiore ai 20 centimetri. Un'operazione necessaria che mette quasi una parola fine alla terribile morte di Sara Burattin, ricostruendo i tasselli degli ultimi attimi di vita di quella che fino a pochi giorni fa era considerata una coppia felice. Sono le 10 del mattino di martedì quando Alberto incontra l'ex compagna nel capanno degli attrezzi dell'abitazione della mamma di lei, dove la donna si è trasferita da 15 giorni, lasciando l'uomo. Qui Sara viene aggredita alle spalle, colpita con un coltello d'escursionismo, con una violenza brutale. Una ventina di fendenti che la raggiungono dapprima al collo e alla nuca. Alberto Pittarello lascia Sara Burattin, la mamma di sua figlia, senza vita. Sale sul furgone che viene registrato dalle telecamere e, percorsi pochi chilometri, si lancia nel Bacchiglione all'altezza di Camolin, dopo aver abbandonato il cellulare. Recuperato il corpo senza vita di Alberto Pittarello, il furgone per ora resta nel letto del fiume. Il mezzo ancora nell'alveo del fiume verrà riportato in superficie appena le condizioni, diciamo, del fiume stesso lo consentiranno. Come notate siamo sulla coda della piena e quindi la pericolosità è enorme. Ad assistere alle operazioni di recupero dei vigili del fuoco tanti cittadini affranti, provati, increduli, come la sindaca Anna Pittarello, provata come tutta la sua comunità. Siamo vicini alle famiglie, 2 famiglie distrutte, ma dobbiamo pensare anche alla ragazza di 14 anni che è senza genitori. Basta, non posso aggiungere altro. Non mi sento di aggiungere altro. Ecco, avete sentito le parole della sindaca Anna Pittarello, che sono le parole di tutta la comunità, una comunità che continua a farsi vicina alla famiglia di Sara Burattin, proprio con tutta una serie di testimonianze. Guardate, ci sono fiori, ci sono rose, c'è un pupazzetto, c'è anche un grande cuore, testimonianze di vicinanza che continuano anche in queste ore. Una mobilitazione che non si è mai fermata nel Veneto, provatissimo dopo l'uccisione da parte dell'ex fidanzato Filippo Turetta di Giulia Cecchettin, e infatti anche ieri a Padova in 1500 sono tornati a dire no, basta, stop ai femminicidi. Allora io da Bovolenta direi che è tutto, ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, vi lascio al servizio sulla manifestazione di ieri partita da Piazza Portello. Manifestazione tra le vie di Padova dopo il femminicidio di Sara Burattin. In 1500 sono scesi in piazza al grido "Ci vogliamo vive e libere". Dietro ad un grande striscione che recitava "Basta femminicidi", sono partite dal Portello per arrivare ai piedi della Gran Guardia in Piazza dei Signori. Con fischietti, tamburi e chiavi, le manifestanti sono tornate a far rumore, come era successo per il caso di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Proprio la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, aveva rilanciato la manifestazione organizzata dal collettivo Squirte e dalle donne in nero con un post sui social network. Una camminata rumorosa per ricordare Sara, uccisa martedì scorso dall'ex compagno Alberto Pittarello, poi suicidatosi gettandosi nel fiume Bacchiglione con il suo furgone, e Maria Battista Ferreira, uccisa in provincia di Lucca dal marito. Il prossimo 8 marzo le attiviste torneranno a scendere in piazza in occasione della festa della donna. E problema sicurezza anche a Treviso come in altre città del Veneto. C'era stata una rissa all'interno del supermercato PAM in piazza Borsa. La direzione del PAM si era lamentata con il sindaco. C'è stato oggi un incontro. Andiamo in diretta a Treviso da Cristian Arboit. A te, Cristian.
Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Vedi il drappello dei colleghi, ci stiamo informando con il sindaco Conte perché si è appena conclusa la riunione in prefettura con i vertici del PAM Panorama, supermercato che la settimana scorsa aveva in qualche modo attaccato il sindaco e la giunta comunale proprio sulla gestione dell'ordine pubblico, della sicurezza, questo a seguito dei fatti che hai ricordato anche tu. Il 21 febbraio scorso, mercoledì, quella rissa esplosa alle casse automatiche con un marocchino quarantenne pestato sostanzialmente da alcuni avventori. Insomma, questa è la situazione. Sindaco, buongiorno, questa riunione è appena terminata, come è andata? Avete fatto pace con il PAM Panorama? No, ma non c'è davvero da litigare, qui c'è da lavorare, impegnarsi tutti per risolvere le criticità che ci sono state evidenziate, che tra l'altro conosciamo pure a causa della presenza di alcuni balordi che comunque infastidiscono, preoccupano e minano la sicurezza sia per i dipendenti che per i clienti, e quindi, preso atto dell'impegno che le forze dell'ordine ci stanno mettendo, della volontà dell'amministrazione di riqualificare anche insieme alla Camera di Commercio, insieme a tutti gli investimenti che stiamo facendo nei giardinetti di Sant'Andrea, le videocamere di sorveglianza, e anche da parte del PAM un grande sforzo sia economico, riqualificando il punto vendita, installando videocamere, rifacendo e installando l'illuminazione pubblica proprio in via Zorzetto. Insomma, tutti si stanno impegnando per un obiettivo comune, che è quello di fare ritornare il sereno in un quadrante che a volte manifesta delle criticità. Se ho ben capito, voi, non solo lei, anche il prefetto, le forze dell'ordine presenti, avete chiesto al PAM, ai vertici, di denunciare di più, perché il terribile sospetto è che non si denunci abbastanza. Siamo alle solite, ci sono degli episodi di criminalità, di microcriminalità, ma non vengono denunciati, e se non vengono denunciati poi le forze dell'ordine, il sindaco, le autorità preposte all'ordine pubblico e alla sicurezza hanno le armi spuntate. Quindi lei ha rivolto un forte appello da questo punto di vista, anche perché se c'è una denuncia, lei per esempio in qualità di sindaco può approntare anche dei DASPO urbani, quindi allontanare i soliti noti. Sì, e anche le forze dell'ordine, perché ci sono state evidenziate 18 denunce in un anno, che sono certamente un numero importante, però non un numero impressionante per un punto vendita come un supermercato, ma questo non ci deve far abbassare la guardia. Ovviamente il direttore del PAM ci ha spiegato che molti casi non vengono denunciati per evitare la perdita di tempo, forse anche un po' così demotivati, però se è vero che abbiamo pochi strumenti a disposizione, è altrettanto vero che senza la denuncia ci priviamo della possibilità di utilizzare anche quei pochi strumenti. Quindi l'appello che faccio non soltanto al direttore del PAM, ma a tutti i cittadini, è che episodi piccoli o grandi che siano vanno denunciati, perché attraverso la denuncia poi si inizia un percorso giudiziale che porta a delle responsabilità importanti nei confronti di coloro che hanno compiuto gli atti. Un'ultimissima battuta sul clima generale. In questi giorni stiamo raccontando tanti episodi di aggressività anche sui pullman, non solo ovviamente al PAM. Ecco, da questo punto di vista c'è un problema specifico, lei lo avverte? Beh, c'è un problema sociale, mi pare abbastanza evidente, bisogna capire cos'è che fa scaturire questa rabbia e questa violenza, che a volte è fisica, a volte è verbale, come gli insulti di cui stiamo leggendo in questi giorni, piuttosto che le risse che succedono non solo a Treviso ma in tutte le città d'Italia, anzi in altre parti del nostro paese anche in modo decisamente più preoccupante. Però voglio dire, io guardo alla realtà di Treviso e quindi l'appello è che dobbiamo fare tutti un passo indietro, recuperare tutti lo spirito di comunità, e soprattutto ognuno di noi deve agire in base alle proprie responsabilità. Il sindaco faccia il sindaco, i genitori però facciano i genitori, e le istituzioni facciano le istituzioni. I ragazzi facciano i ragazzi per bene, consapevoli che attraverso certe azioni possono compromettersi il futuro, e quindi sta anche a me spiegare loro, dar loro la consapevolezza che ogni atto porta con sé delle responsabilità. Diversamente, se non agiamo da comunità, continueremo a subire questa situazione. Grazie Sindaco Mario Conte, Presidente tra l'altro dell'ANCI del Veneto. Da Casugana con Nicoletta Rizzetto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte a Cristian Arboet, a Nicoletta
e a Nicoletta Rizzetto. Avete sentito il sindaco proprio riferirsi a un'aggressione verbale ma con urla, grida da parte di 30 ragazzi ai danni di una conducente di un mezzo pubblico della MOM a Treviso. Vediamo. Fa schifo e basta. Cioè, c'è poco da dire, è una cosa che non va fatta, lo sappiamo tutti. Vedo molti ragazzi che girano, che comunque mi inquieta, soprattutto perché sono una ragazza giovane, quindi girare da sola per le corriere, soprattutto la sera, mi mette un po' di paura, sì. Cellulare a portata di mano, borsa o zaino ben stretti nelle spalle. Estraneità ai fatti, ma anche condanna del gesto. È questo che i ragazzi, prevalentemente ragazze, che salgono e scendono dagli autobus MOM nella tratta Conegliano-Pieve di Soligo, dicono all'indomani della notizia del branco di 30 ragazzi che hanno inneggiato allo stupro. Linea alla 132 particolarmente attenzionata, che fa parte di quelle a cui MOM ha messo a disposizione vigilante, sale fermate e le amministrazioni, agenti della polizia locale anche all'interno dei mezzi, proprio per sorvegliare le scorribande e arginare gli episodi di violenza che si verificano sempre più spesso. Sono contrastanti le opinioni e la percezione della situazione tra i giovani. Sono alcuni ragazzi che fanno un po' di casino, ma non tantissimi, cioè ci stiamo lontani di solito e basta. Non va bene quello che hanno fatto, cioè che non deve più capitare. Ti senti al sicuro viaggiare da sola negli autobus? No, certe volte no. Come mai? Beh, proprio per questi episodi. È sbagliato e che bisogna essere più educati, questa gioventù. Non c'è mai gente brutta qua, brutta così. Noi qua. Sì, siamo noi qua. Ragazzini. Siamo tranquilli, nessuno ci viene a rompere i coglioni, non rompiamo i coglioni a nessuno. Situazione non nuova all'interno dei bus, a vincere tra i passeggeri è la rassegnazione. Molto spesso dei ragazzi, soprattutto giovani, 16 anni per lo più, minacciano autisti della MOM, ma io penso che sia dovuto al fatto che o magari vogliono prendere il controllo della situazione. Sono 5 anni che succedono questi casini in questa zona, a Conegliano ancora peggio, al Biscione, quindi sì, ci si fa l'abitudine dopo un po'. E si cerca di stare il più attenti possibile, che non succeda a te. C'è un po' di rassegnazione? Sì, assolutamente. Intervista di Edi Caliman, in regia oggi Francesco Cerone e Italo Morao, e si tratta ancora di un ragazzo al centro di un episodio di cronaca davvero spaventoso, un 17enne che ha ucciso in un bosco di Paderno del Grappa il giardiniere albanese Bledar Degia. Vediamo il servizio, è stato nuovamente interrogato. 3 ore di faccia a faccia nel carcere di Treviso con il pubblico ministero della Procura minorile di Venezia. Tanto è durato il supplemento di interrogatorio chiesto dalla difesa del giovane di 17 anni, reo confesso dell'omicidio di Bledar Degia, il 39enne di origine albanese e padre di famiglia, trovato ucciso nella mattinata di domenica 21 gennaio nel bosco a Paderno del Grappa. Gli inquirenti si stanno orientando verso un delitto che sarebbe stato causato da un ricatto che il 39enne avrebbe messo in atto nei confronti del giovane, con cui l'ultimo appuntamento era stato concordato attraverso un'applicazione telefonica dedicata agli incontri tra omosessuali. Il ragazzino avrebbe conosciuto Bledar circa un anno fa. Tra i due sarebbe nata una frequentazione particolare che però il 17enne avrebbe voluto interrompere. Così avrebbe chiesto a Dedia di mettere fine a quella storia, ma l'uomo si sarebbe rifiutato e avrebbe anche tentato di ricattare il ragazzo, dicendogli che avrebbe fatto sapere tutto alla sua famiglia. Il giovane, messo con le spalle al muro, avrebbe allora optato per la più tragica delle soluzioni. Minacce di morte al sindaco di Cortina d'Ampezzo in una lettera minatoria che è stata recapitata al comune, in cui si dice: o fermi la pista da bob o ti facciamo fuori. L'ho presa non bene, nel senso che queste cose lasciano molto, amaro in bocca, soprattutto per questa cattiveria che si esterna con queste minacce che secondo me non hanno senso. Se vai avanti con la pista da bob ti facciamo fuori. Chi contesta la realizzazione dello sliding center olimpico a Cortina alza il tiro e il clima si fa inquietante. Minacce di morte al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi sono contenute in una lettera scritta a mano arrivata negli uffici di Corso Italia mercoledì scorso. È arrivata 2 giorni fa, comunque io rimango determinato su quello che è il mio lavoro,
conscio di fare il meglio di questo paese e quindi vanno avanti, insomma, ecco. Lorenzi, superato lo shock iniziale, si è immediatamente rivolto al commissariato di polizia Ampezzano e da lì è partita la segnalazione alla procura di Belluno, che aprirà un fascicolo per ora contro ignoti per l'ipotesi di reato di minaccia. Ci saranno tutte le indagini che adesso sono in mano alla procura e insomma speriamo che arrivino quanto prima a capire chi sono o chi è quello che l'ha fatta, in maniera tale che possa poi subire quello che è giusto che la legge poi definirà, insomma. Al momento non risulta che siano state prese misure di protezione nei confronti del primo cittadino di Cortina, anche se è ipotizzabile che per Lorenzi possa essere disposta una sorveglianza discreta non solo in municipio ma anche nella zona in cui il sindaco vive. È curioso che il capro espiatorio della costruzione dello sliding center sia stato individuato nel primo cittadino, che pure nei giorni scorsi è intervenuto per placare i toni delle proteste degli ambientalisti. Nelle scorse settimane sul tavolo della procura di Belluno sono arrivati gli esposti delle più note associazioni ambientaliste e anche di esponenti della politica, mentre crescono le accuse contro il governo, la regione e Simico. Lo avessero fatto anche qualcun altro, non è condivisibile un'azione del genere, ognuno stia facendo il suo dovere per portare a termine un progetto olimpico che ridisegnerà il futuro di Cortina e quindi di conseguenza è proprio il principio che è totalmente sbagliato. Servizio di Tiziana Bolognani, ricorderete gli scontri violenti tra manifestanti e polizia a Vicenza, manifestanti che volevano con i centri sociali cacciare gli imprenditori israeliani dalla fiera dell'oro e per questi scontri sono 17 ad essere stati denunciati durante appunto quelle manifestazioni, 12 vicentini, 3 trevigiani, un veneziano e un bolognese. 17 attivisti dei centri sociali sono stati denunciati all'autorità giudiziaria perché considerati responsabili dei violenti scontri avvenuti il 20 gennaio scorso in occasione della manifestazione pro-Palestina avvenuta nel quartiere dei Ferrovieri. È quanto è emerso al termine della prima fase dell'indagine della Questura di Vicenza in collaborazione con i colleghi di altre città. Infatti solo 12 dimostranti sono residenti a Vicenza, 3 invece di Treviso, 1 di Venezia e un altro di Bologna. Tutti sono noti appartenenti ai centri sociali delle stesse città con numerosi precedenti penali di polizia per reati analoghi commessi in occasione di altre manifestazioni in Veneto e in altre regioni. Nel corso della manifestazione alcuni partecipanti avevano tentato di deviare dal percorso concordato per avvicinarsi alla Fiera di Vicenza e protestare contro la presenza di espositori israeliani. Nei tafferugli che ne erano seguiti, 12 appartenenti al reparto mobile e alla Digos erano stati feriti. L'attività di indagine della Polizia di Stato continua con l'esame di ulteriori filmati ed immagini. Non è escluso che il numero dei denunciati possa salire nel corso delle prossime settimane. Ha evaso il fisco per 100.000 euro e la finanza ha sequestrato un immobile ad un professionista bassanese. Durante un controllo della finanza scattato a seguito di alert di rischio non ha esibito i documenti contabili che avrebbe dovuto conservare per legge. Le fiamme gialle, dopo aver denunciato un professionista bassanese per occultamento e distruzione di documenti contabili, sono partite con gli accertamenti, andando a ricostruire i redditi e il volume d'affari conseguiti dall'uomo, scoprendo così un'evasione fiscale importante per un profitto conseguito illecitamente pari a oltre 100.000 euro. L'interessato, rappresentante di Macchine per l'Industria e il Commercio, non avrebbe infatti versato le imposte tra il 2017 e il 2018, tanto che il GIP di Vicenza, incartamenti alla mano, ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo di 106.000 euro che ha interessato un immobile di proprietà dell'indagato situato a Bassano, sottoposto dalla finanza a vincolo cautelare. E veniamo all'indagine sul caporalato che ha coinvolto la cooperativa Solidaglia di Vigonza. Il Tribunale ne ha disposto il dissequestro. Potranno tornare al lavoro i 170 tra dipendenti diretti dell'indotto impiegati nella cooperativa solidaria di Vigonza, coinvolta nell'indagine su caporalato e sfruttamento della manodopera clandestina, coordinata dalla Procura di Padova e condotta dalla Squadra Mobile in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro. Il Tribunale ha accolto l'istanza presentata dall'attuale Presidente e ne ha ordinato il dissequestro. All'immobile erano stati posti sigilli a inizio febbraio. 19 richiedenti asilo giunti in Italia nell'aprile 2020
2023 che qui sarebbero stati fatti lavorare in modo gratuito dopo aver firmato un patto formativo di lavoro volontario. Nel procedimento è indagato l'ex presidente della cooperativa Paolo Tosato, ma secondo il tribunale la società è estranea al reato e quindi l'attività può riprendere con il sequestro delle sole quote in capo all'indagato. Per la cooperativa Solidalia si avvia una fase delicatissima, numerosi problemi da affrontare, tra i più urgenti quelli di natura finanziaria. Sfiorata una tragedia a Monselice dove un uomo di 38 anni ha aggredito e maltrattato la moglie, è stato però arrestato dai carabinieri. L'ha seguita, raggiunta e ha iniziato a picchiarla selvaggiamente. Tragedia sfiorata alla stazione dei treni di Monselice, dove un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti. Qui il 38enne aveva seguito l'ex moglie ventenne che dopo essere stata violentemente malmenata, i segni erano già ben visibili sul volto, era riuscita a chiamare il 112 chiedendo l'aiuto dei carabinieri. Divorziati, l'uomo non accettava la separazione ed era già stato denunciato più volte dalla giovane donna che si era separata a causa dei continui maltrattamenti e nonostante tutto veniva seguita in modo ossessivo dall'ex. Arrivati sul posto, i militari hanno bloccato il 38enne che è stato accompagnato in caserma e successivamente arrestato. Andiamo a Padova, anzi a Cadoneghe, perché la stalker del sindaco Schiesaro sarà espulsa dalla polizia e riportata in Romania, è una decisione del giudice. Sarà rimpatriata in Romania la donna che sta seminando il panico a Cadoneghe. Ieri la 27enne è stata protagonista di un nuovo atto vandalico, questa volta però in città, a Padova. È entrata infatti in un supermercato di Via dei Colli chiedendo un lavoro, dopodiché si è recata verso i bagni della struttura e ha dato fuoco ad un cestino. Sempre ieri la donna è stata processata per direttissima. Il giudice ha quindi dato il nulla osta all'espulsione. La ragazza di origine rumena è stata protagonista di vandalismi e intimidazioni nei confronti del sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, lasciando addirittura il comune della cintura padovana senza riscaldamento e senza luce, creando non pochi disagi anche agli utenti che hanno trovato la sede comunale chiusa. Per questo ha ricevuto anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Un Velox è stato abbattuto a calci da vandali giovanissimi, è stato il terzo raid in 10 giorni a Codogné e caccia ai responsabili vedremo anche l'ira della sindaca, quindi non si tratterebbe comunque del solito Fleximan. Vediamo. Lei a che ora ha sentito? Ma la prima volta era alle 11 verso le 11:30, la seconda volta era verso l'1. Più o meno i rumori che si sentono, no? Lei ha sentito dei colpi? Dei colpi. Colpi sordi nella notte. Il velobox di Roverbasso è stato preso a calci fino ad essere sradicato. Questa è la foto, come vedete, che testimonia come sia stato completamente spostato dalla base. Questa è la terza volta in meno di 10 giorni che viene vandalizzato, preso di mira da ragazzini ma anche da automobilisti. Vedo tante volte la gente che si ferma e muove e prova a vedere cosa è dentro, se è dentro telecamera, capito? Ed oggi gli operai erano già a lavoro per rimetterlo a posto. Cerchiamo di fissarlo in maniera più solida, visto che gli atti vandalici sono sempre più frequenti, sperando nella riuscita del caso. Quindi di fatto è un messaggio anche per i vandali, non demordiamo, anche noi andiamo avanti. Noi andiamo avanti, siamo presenti e sempre più tenaci. Purtroppo c'è sempre qualcuno che ci dà, lavoro da fare, ma su queste cose dovrebbero avere un po' di buon senso, insomma. Questo servirebbe un po' più di buon senso. Sì, speriamo che magari la smettano di continuare a fare queste cose e che si mettano una mano sulla coscienza, insomma. Serve come deterrente per disincentivare gli automobilisti a correre, soprattutto in prossimità dei centri abitati, ma evidentemente qualcuno non capisce che sta giocando con la sicurezza di tutti. Amareggiata la sindaca Lisa Tommasella, è una strada questa dritta che invita a correre. Questo è un rettilineo dove le velocità sono molto elevate, siamo però in procinto di una zona abitata, ci sono famiglie e bambini, quindi l'autovelox era un segnale per dire
dire ricordati che sei alla guida e che ci sono altre persone, rispetta il codice della strada. Ed ora è caccia ai vandali, probabilmente ragazzi della zona. Ovviamente stiamo cercando il colpevole o i colpevoli di questo gesto, ma semplicemente per far capire loro la gravità di quello che stanno facendo, che non è tanto in sé il dare un calcio a un bussolotto che è vuoto, ma quanto una dimostranza verso quello che invece deve essere il rispetto delle regole. Ogni gesto ha una conseguenza, spiega la sindaca. Ora saranno passate al settaccio le telecamere di videosorveglianza per dare un nome ed un volto ai responsabili del gesto. L'appello è quello di non continuare con questo gesto, perché al di là di questi 5 minuti di gloria non è un gesto degno d'onore, è un gesto che manifesta la mancanza del rispetto delle regole. Torniamo in diretta a Vicenza e andiamo da Daniele Garbin, che è con l'operatore Simone Squarcina, per raccontarci qual è la situazione nella zona dello stadio Il Menti, che si è allagato, ma si è allagato tutto il quartiere. A te Daniele. Sì, grazie direttore, buongiorno ai telespettatori. Come dicevi, effettivamente siamo qui nella zona stadio, una delle zone che sono state particolarmente colpite dall'alluvione in questi giorni. Ecco, diciamo subito che in questo momento l'acqua non c'è, nel piazzale ci sono ancora i sacchi. Ecco, con me uno dei collaboratori dell'associazione Agendo, che si occupa dell'attività di una trentina di ragazzi diversamente abili che hanno in gestione una serie di locali dove fate attività, dalla pasticceria all'artigianato locale, che sono stati costretti di punto in bianco ad essere sbaraccati, e in questo momento tutto quello che erano le cose che avevate all'interno, la pasticceria è chiusa e tutto quanto è stato messo in sicurezza. Ecco, ci racconta com'è la situazione? La situazione al momento è piuttosto critica, nel senso che noi abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e tirare via tutto quello che è entrato e buttare via la merce, perché abbiamo un negozio di frutta e verdura, abbiamo una pasticceria e un laboratorio, oltre alla sede, un laboratorio dove vengono fatti anche dei lavori di oggettistica, di ceramica, eccetera, per cui tutta la parte elettrica che stava per terra è andata in fumo. Le merci deperibili che stavano a livello acqua sono anche quelle da buttare, e quindi abbiamo tutta la parte, diciamo, adesso da ricomporre tutto, riavviare l'attività e cercare, diciamo, di tenere anche una certa velocità nel ripristino, perché le famiglie hanno bisogno, insomma, di fare attività con i loro Ecco. figli, con gli associati, insomma. Infatti era proprio questo, oltre alla parte economica certamente, c'è proprio questa difficoltà di gestire questi ragazzi che erano abituati a avere questo appuntamento fisso tutte le mattine. Sì, ecco. diciamo che i ragazzi con sindrome di Down sono, per loro natura, sono abbastanza metodici, hanno bisogno un po' di attività, come dire, continuative e anche, non dico ripetitive, ma insomma con una certa frequenza. E tutto quello che comporta una modifica delle abitudini in alcuni casi può essere un problema. E dopo c'è anche il discorso delle famiglie, perché si devono arrangiare a gestire le attività dei figli in altro modo, certo. Insomma, ecco. Conta di danni è troppo presto? Per il momento è ancora presto, diciamo che stiamo già facendo foto, stime. La mobilia probabilmente andrà tutta via, quella della pasticceria, perché insomma i mobili, una volta che sono bagnati, poi con quell'acqua lì melmosa non si riesce più a utilizzarli, quindi sicuramente è una cifra ingente. Dopodiché vediamo se riusciamo, diciamo, anche lì a sveltire un po' la parte burocratica, perché lo stabile è del comune e quindi se dobbiamo fare qualcosa di un certo impegno, in qualche modo bisogna pure avere la loro approvazione. Sì. Uno di questi era proprio anche l'impianto elettrico, mi diceva prima. Sì, se l'impianto elettrico ci dobbiamo mettere mano, bisogna anche lì fare preventivi e poi capire anche qual è la procedura giusta e possibilmente snella per riprendere il prima possibile, perché abbiamo una decina di dipendenti che lavorano qui e poi una trentina, quarantina a turno di ragazzi che vengono qui in associazione, più tutto il giro intorno dei genitori, insomma non possiamo star fermi. Stato d'animo? Diciamo che abbiamo passato periodi migliori, ma siamo abituati a combattere, quindi noi ci diamo da fare. Perfetto.
Direttore, se hai qualche domanda da fare siamo qui, ovviamente qui c'è la volontà di imbroccarsi le maniche. Le operatrici che avete visto sono all'opera in continuazione, perché da quando è scattato l'allarme non fanno altro che pulire e sistemare. Hai qualche domanda da porre al nostro operatore? E anche la situazione in giro, sentendo i residenti, perché risulta ci sono box allagati ancora scantinati pieni d'acqua, quindi stasera daremo conto di tutto quelli che sono stati i danni piuttosto ingenti in quella zona. Grazie Daniele, grazie molte a te e al tuo ospite. Adesso andiamo, mi pare, andiamo a Pianezze, a Marostica, andiamo a Marostica dove c'è Vanessa Banzatta con il sindaco Banzato, con il sindaco Mozzo. A te Vanessa. Sì, buongiorno a te direttore. Siamo un po' con questa pioggia e sto vento, siamo in condizioni un po' penose. Ci troviamo in via Panica davanti all'ex ospedale di Marostica, assieme a me il sindaco Matteo Mozzo, perché un tratto di strada è stato chiuso almeno fino a lunedì, poi il sindaco ci spiegherà tutto, a causa proprio della frana che è scesa alle mie spalle. Frana che appunto si è verificata a causa delle abbondantissime piogge delle ultime ore e questa cosa va a confermare ancora una volta la fragilità del nostro sindaco. Intanto cerchiamo di capire fino a quando sarà chiusa e come viene strutturato tutto quanto il lavoro di sistemazione. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, dopo i 2 sopralluoghi fatti ieri con i geologi della regione, la mattina si pensava già di poter riaprire nel primo pomeriggio, poi dopo un'ulteriore verifica abbiamo valutato, visto il bollettino che è arrivato da parte del servizio regionale di protezione civile, di attendere almeno fino alla giornata di lunedì per fare ulteriori valutazioni, in quanto in questo momento non sembra ci siano ulteriori massi in rischio caduta, però essendo una zona molto delicata e vicino anche a una struttura sanitaria, quindi ad alto passaggio di persone, si è valutato di evitare di aprire la strada almeno per questi 2 giorni. Abbiamo sentito la direzione sanitaria, in questo momento non ci sono problematiche per i cittadini e per l'utenza che devono recarsi in struttura, abbiamo aperto le strade sul retro, è tutto quanto accessibile anche per le persone con difficoltà a deambulare, per cui in questo momento dal punto di vista del disagio per la struttura non sono segnalate problematiche, mentre per quanto riguarda i cittadini di Marostica ci sono comunque altre vie accessibili per arrivare nella zona e quindi non si riscontrano particolari disagi. Ecco, ma la frana in cosa ha consistito esattamente? Beh, in questo posto più che una frana sono distaccamento di massi di importanti dimensioni, quindi bisogna differenziare, no, tra frana e movimenti franosi dovuti a massi importanti. Qui abbiamo distaccamento di massi da più quintali che hanno ruscellato a valle di fatto. Qui dobbiamo dire che il terreno di proprietà di un privato ha una buona caratteristica, nel senso che bisogna fare i complimenti al privato per averlo lavorato in modo ottimale e questo ha sicuramente rallentato la caduta, in quanto le formazioni che ha utilizzato per poter coltivare il terreno hanno creato delle barriere naturali di fatto che hanno bloccato i massi, quindi questa è la differenza tra un terreno lasciato in abbandono a un terreno coltivato. E tra l'altro, a proposito di lavori che vengono effettuati sui nostri terreni, voi vi siete attivati ormai da tempo per cercare di mettere in sicurezza il più possibile le aree collinari, sapendo appunto, conoscendo appunto la tipologia del territorio e la fragilità del territorio. Si sono verificati altri fenomeni franosi qui a Marostica? Sì, in tutto in questo momento abbiamo 10 situazioni partite in questi 2 giorni e mezzo di fatto, 3 di importanti dimensioni, mentre altri 6 di piccole dimensioni per quantitativi di volumi, e poi abbiamo segnalazioni invece che abbiamo già verificato tutto anche questa mattina di 10 massi in varie zone del comune che sono rotolati a valle letteralmente, ma sempre in aree private e distanti dalle persone, quindi non c'è pericolo per cittadini o comunque persone che vengono a visitare anche Marostica nei prossimi giorni. Ecco, e quindi però continua il lavoro vostro? Continua il lavoro di monitoraggio, noi abbiamo tenuto il COC aperto e attivo con la protezione civile e adesso valuteremo nelle prossime ore come si evolve la situazione.
vedere se attivare ulteriori squadre per i sopralluoghi. La mattina non ha avuto problemi nemmeno nei giorni scorsi per quanto riguarda i livelli idrografici del torrente Longhella e per cui in questo momento è tutto sotto controllo da questo punto di vista. Bene, allora abbiamo sentito il territorio totalmente sotto controllo qui a Marostica e per il momento, direttore, è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa Banzato, al sindaco di Marostica Mozzo. Andiamo avanti con la politica, tra poco avremo in diretta proprio dalle 13 dopo la pubblicità Elena Donazzanna di Fratelli d'Italia, assessore al lavoro e all'istruzione della Regione del Veneto. Ieri sera a Focus abbiamo parlato dei contrasti all'interno della Lega, in particolare l'intemerata di Gian Antonio D'Arè che ha dato del cretino a Matteo Salvini. L'abbiamo sentito ieri sera in diretta a Focus, sentiamo. Di cui abbiamo ampiamente parlato con un titolo stasera, onorevole D'Arè, che dice leghisti in rivolta contro Salvini. Lei gli ha dato del cretino a Salvini, ha detto se non se ne va via con le sue gambe andiamo noi a cacciarlo in via Bellerio. Non teme provvedimenti drastici nei suoi confronti? Intanto grazie, buonasera a tutti, ai suoi ospiti e naturalmente ai suoi telespettatori. Grazie a lei. No, è stato chiaramente uno sfogo perché effettivamente sulla politica europea ci sono state delle lacune che sono state importantissime, tant'è vero che è di oggi che il capogruppo del gruppo ID, Marco Zanni, ha detto ufficialmente che non correrà alle elezioni europee, quindi vuol dire che c'è un malessere all'interno della compagine europea che è evidente e che tutti la manifestano, magari non così evidente come la faccio io, ma queste sono cose che si fanno per cercare di migliorare e far capire che forse cambiare la linea politica potrebbe essere una soluzione su un risultato che in questo momento ci vede veramente penalizzati. Ecco, abbiamo citato anche un reportage di Repubblica che ha fatto un po' un tour con la base della Lega, l'inviato di Repubblica è stato in molti paesi e ha colto una ostilità crescente nei confronti di Salvini. Secondo lei da cosa dipende? Cioè cos'è che anche lei, insieme anche a Marcato, a Bano, cosa rimproverate in particolare al segretario? Rimproveriamo il fatto che non si confronta con la base o comunque con le persone che magari hanno un ruolo anche così di primo ordine, perché la politica poi la si fa, è un gioco di squadra, non è che uno fa il leader, sì, puoi fare il leader, però bisogna confrontarsi con quelle che sono le realtà sul territorio e questo non è avvenuto, è da qua che nasce il malcontento. Perché se noi andiamo a guardare il risultato delle europee di 5 anni fa è stato strepitoso. Certo. Bastava solo gestire quel successo, che è un successo che la Lega non ha mai avuto, e gestire quel successo voleva dire che sì, sicuramente non si arrivava al 32-33 come siamo arrivati 5 anni fa, ma rimanevamo sicuramente su una quota del 20-22-23%, che voleva dire avere un peso politico all'interno dell'Europa molto molto importante. Questo era Gian Antonio D'Arè ieri sera a Focus, un'intervista esclusiva di Media Nord-Est dopo quello che è successo, ma le dichiarazioni di D'Arè sono state seguite subito da una bacchettata del segretario regionale della Lega Alberto Stefani. Vediamo. Noi stiamo lavorando in commissione in queste ore difendendo il provvedimento dell'autonomia dall'ostruzionismo della sinistra che ha presentato 250 audizioni. Qualche polemica di troppo di qualcuno che ha vissuto per anni grazie a questo movimento, spesso senza portare grandi risultati, non vanno bene, soprattutto in questo momento storico. Altro che polemica, Alberto Stefani, segretario veneto della Lega, ricorre addirittura a una nota ufficiale da Roma per replicare alle esternazioni sulla stampa nazionale dell'europarlamentare vittoriese Gian Antonio D'Arè, non nuovo in realtà a critiche aperte al leader Matteo Salvini.
Ma dopo il voto in Sardegna e pronosticando per la Lega alle europee di giugno un risicato 5,5%, D'Arela la mette giù così: o il cretino se ne va con le buone o andiamo tutti a Milano in via Bellerio e lo cacciamo con le cattive. Stefani non perde la plomb ma ribatte seccamente. C'è stata qualche dichiarazione di qualche esponente che è stata veramente sopra le righe e io non credo sia utile che queste dichiarazioni siano all'ordine del giorno. Penso piuttosto che sia necessario lavorare, impegnarsi e portare a casa i risultati. Questo è il compito di chi fa politica, questo è il compito di chi ha una responsabilità davanti al proprio paese e davanti alla propria terra, e quindi credo che su questo dobbiamo impegnarci, non su altre sciocchezze. Lavorare e non sollevare polveroni. Mi riferisco soprattutto, rincara il segretario, a chi fa polemiche da anni e ha da poco perso tutti i congressi in Veneto, da ultimo quello nazionale, e non di poco. Congresso quello in cui Stefani vinse col 65% dei consensi contro il 35% di Franco Manzato, sostenuto da figure come D'Arè e il padovano Roberto Marcato. Posizione quella del segretario condivisa da altri nel carroccio, come il trevigiano Giuseppe Paolin, che accusa pubblicamente D'Arè di sputare nel piatto in cui sta mangiando. Stefani riporta la discussione sui binari che ritiene più corretti: lavorare per far tornare la Lega primo partito in Veneto, rivincendo con un proprio candidato le regionali del 2025, ricevendo via social una serie di like anche dalla vicepresidente del Veneto Elisa De Berti. Credo sia fondamentale che la Lega sia in grado di fare una grande rete con altre liste civiche territoriali e sia in grado di proporre la migliore figura per la presidenza della regione. Tanto che la Lega intende riproporre nei prossimi mesi il tema del terzo mandato dei governatori. È una battaglia ancora aperta, noi, ripeto, la stiamo riproponendo in tutte le sedi parlamentari e quindi auspichiamo che ci possa essere una convergenza anche da parte delle altre forze politiche. Servizio Irina Paronetto, 1 minuto e mezzo di pubblicità, state con noi perché poi avremo in collegamento in diretta Elena Donazzan di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, assessore ai lavori, alla formazione e all'istruzione e al lavoro della Regione del Veneto. A tra poco. È sempre un grande piacere avere con noi l'assessore regionale del Veneto, Elena Donazzan. Buongiorno Assessore, buongiorno. Buongiorno Direttore, grazie a lei invece per queste preziose occasioni che mi dà. Ci mancherebbe altro. Tanti temi che in cui vorrei coinvolgerla, ma davvero non si sa mai in questi casi da che parte iniziare. Io direi dagli attacchi alla Polizia di Stato, Assessore, perché c'è davvero una recrudescenza nelle critiche alle forze dell'ordine dopo i fatti di Pisa. C'è intervenuto il Capo dello Stato, ieri il Ministro degli Interni Piantedosi ha difeso tutta la Polizia sostenendo che non si può screditare tutte le forze dell'ordine per errori che siano stati commessi da 5 persone, 5 agenti negli scontri di Pisa. Lei cosa ne pensa? Io ho apprezzato molto le parole i toni usati dal Ministro Piantedosi ieri al Parlamento. Però faccio una premessa. La premessa è che le provocazioni arrivano tutte dai manifestanti. Io credo che ci sia un scientifico atteggiamento provocatorio per arrivare a far accadere delle cose e che siano state queste costruite scientemente per dire che al governo c'è la destra brutta, cattiva, che manganella, e viene fatto con piena consapevolezza. Quindi io non credo, Direttore, che si debba fare come al solito questo distinguo tra c'è qualcuno che ha sbagliato pagherà, perché se c'è qualcuno che ha sbagliato certamente sono i manifestanti che hanno deciso in maniera consapevole di creare occasioni in luoghi diversi della nazione per provocare una reazione che accade immediatamente. Io ho seguito i talk in queste serate, anche rimandati,
e vedo schierate immediatamente, in questo caso senza se e senza ma, a favore dei manifestanti e contro la polizia, una schiera di commentatori, politici, a dire addirittura che c'è un pericolo. Allora, io credo che il diritto di manifestare, io l'ho esercitato tante volte e mi piace, lo ritengo giusto, sacrosanto e stabilito dalla Costituzione. Ma manifestare vuol dire esprimere il proprio pensiero, non aggredire la polizia, non assaltare dei luoghi, non cercare la provocazione. Io manifesto con un cartello con scritto il mio pensiero, manifesto esprimendo la mia parola. Oggi, mi perdoni, ma non c'è limitazione, anzi si riesce a dire la qualsiasi. Abbiamo canali di comunicazione di tutti i tipi. Ci sono luoghi istituzionali usati per fare manifestazioni, ma la violenza è violenza. La provocazione contro chi veste la divisa, che rappresenta l'ordine, le regole costituzionalmente stabilite, non esiste. Cioè non si tocca un poliziotto, non si provoca un poliziotto. Questa è la premessa per me. Non esiste dire andremo a vedere chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato. E cosa avrebbero sbagliato? Difendersi. Certo, Assessore, tra l'altro sono stati gravissimi i fatti di Vicenza, no? Quando i centri sociali hanno tentato di cacciare dalla fiera dell'oro degli imprenditori israeliani. Sono veramente gesti riprovevoli, iniziative che poi hanno provocato anche in questo caso degli scontri violenti con la polizia. Poi si è aggiunta addirittura, tanto per restare in tema, addirittura una raccolta di firme di 8.000 artisti che intendono vietare la partecipazione alla Biennale di Venezia degli artisti israeliani. No? Quindi è una violenza che latente, che poi esplode in molte forme. E guardi, direttore, grazie di aver ricordato quell'episodio, perché io mi rendo conto che su questi episodi stanno costruendo veramente, lo dico scientificamente, consapevolmente, una narrazione, no? Si dice così, ma certamente un teorema. Sui fatti di Vicenza, che a me appaiono ancora più gravi, questo è antisemitismo. Questo è antisemitismo di oggi, non di 70 o 80 anni fa. È un antisemitismo violento, pericoloso, che permea addirittura nel politicamente corretto. Se addirittura dei sedicenti artisti con la loro libertà di pensiero, perché all'artista è permesso tutto, impediscono la presenza a una manifestazione d'arte di persone israeliane. Guardi, questo è un antisemitismo gravissimo. E aggiungo che quei fatti di Vicenza sono rimasti legati a forse qualche giorno di dibattito. Io faccio appello a lei, che è un direttore di una emittente molto vista. Lei ne ha parlato, lei l'ha fatta sentire come proprio condizione di vita, come dire, siamo consapevoli di quello che è accaduto, ma faccio una domanda a lei: ma nelle grandi TV nazionali, grandi nel senso di estensione territoriale, ma hanno parlato di Vicenza, di quello che è accaduto? Io l'ho trovato il fatto più grave degli ultimi 20 anni. Manifestanti contro imprenditori perché israeliani e antisemitismo hanno aggredito la polizia, volevano entrare in fiera. Ma ci rendiamo conto della gravità di questo? Ma le anime belle, che pensano che ci sia un governo di destra e quindi è un governo che manganella i poveri manifestanti, di Vicenza non potevano parlare perché era oggettivamente imbarazzante, quindi sono stati zitti. E adesso dicono che la polizia è brutta e cattiva. La polizia è il servitore dello Stato che veste la divisa e garantisce l'ordine e non deve essere nemmeno sfiorato, non aggredito. È vero, insomma, diciamo che nei talk televisivi delle nazionali prevale il pensiero unico e quindi in genere la polizia viene sempre messa, la polizia e i carabinieri vengono sempre messi all'indice. Per fortuna è stata mostrata, ma era inevitabile che fosse così, la scena agghiacciante della volante della polizia di Torino assaltata da 30 anarchici che volevano liberare un pluripregiudicato responsabile di molti reati che veniva trasferito in un CPR. No? Si è arrivati a questo. Si è arrivati a questo e io spero e credo
e sono anche in cuor mio convinta che gli italiani sappiano esattamente che cos'è, e forse anche questo uso alle volte dei social di gente per bene che riprende possano essere posti all'indice veramente questi soggetti. Ora non si può arretrare, cioè se anche c'è il fuoco di fila, lo chiamo così perché è fuoco, le armi non sono mica solo quelle che si imbracciano in guerra e che sparano proiettili. La parola ferisce più della spada, le parole, gli atti di accusa, la bugia continuativamente ripetuta rischia di diventare realtà, così come il fuoco di fila che si sta costruendo è teso a colpire le forze dell'ordine e a colpire la politica intimidendola. Io chiedo veramente al mio di governo, che sento mio fino in fondo per principi, per valori, di non arretrare. Abbiamo sempre detto che noi siamo i difensori, i tutori delle forze dell'ordine. Abbiamo sempre detto che noi crediamo nel rispetto delle regole, nel rispetto della persona. E allora, di fronte a questa intimidazione fatta da gruppi organizzati di terrorismo contemporaneo, perché io gli anarchici che aggrediscono una volante o che stanno ancora in Val di Susa sono dei terroristi, non li posso chiamare in modo diverso, generano terrore e agitano non solo la paura ma le armi del terrore, compresa la violenza fisica. È quello insieme a chi è collaterale, cioè il manifestante che provoca la polizia, che cerca lo scontro e che favorisce poi questo tipo di reazione, perché è questo che accade. Beh, insomma, questo è per me collaterale. E collaterali sono anche i pensatori che sento sviluppare il loro pensiero nei vari talk, nei social, che scrivono, che fanno appelli, come quelli appunto gravissimi, che chiedono addirittura che alla Biennale, che è la forma più alta, più nobile, più aperta di confronto artistico nel mondo, con una capitale della tolleranza come Venezia, sia addirittura richiesto che non possano partecipare appartenenti allo Stato di Israele. Assessore, è una violenza molto diffusa e tanti giovani sono protagonisti di episodi davvero molto, molto gravi, ne parliamo ogni giorno, aggressioni, baby gang che si pestano, volano schiaffi, pugni, c'è il bullismo nelle scuole e forse nelle scuole proprio che si può iniziare, principalmente nelle famiglie, ma anche nelle scuole si può iniziare a trasmettere quel rispetto che altre generazioni avevano trasmesso a noi, che abbiamo a me in particolare, che ho una certa età. Guardi, anche a me allora, che ho una certa età, nel senso che se con certa dico che vi era ancora e vi è ancora dentro di noi la trasmissione di quelle regole comportamentali che chiamavamo semplicemente buona educazione, allora vuol dire che noi siamo un frutto buono di quella buona educazione. E non perché ritenga di comportarmi meglio di altri, ma certamente quando vedo alcune degenerazioni sono fortunata di aver avuto quell'educazione, quella famiglia, quelle regole sociali, quella scuola dove la maestra aveva sempre ragione, dove il professore veniva rispettato, dove se prendevo l'autobus non ero terrorizzata dal veder salire 5 ragazzotti già con l'atteggiamento della provocazione, perché si vedono, perché addirittura si soccombe. Io sono rimasta sconvolta dall'avere letto quello che è accaduto in un autobus con una conducente donna che è stata addirittura, le è stato detto ti stupriamo, no? Veneto, credo una delle nostre grandi città. La stampa ne ha dato notizia e io sono rimasta basita perché stiamo cercando di dare messaggi ovviamente però tutti univoci nel dire che il rispetto della donna, il rispetto delle regole, il rispetto delle persone in generale, ma soprattutto che questi episodi devono essere. Noi parliamo tanto di prevenzione, ma a questo punto dobbiamo anche pensare a come colpire. E quando con un bravissimo e molto sensibile procuratore generale, capo della Procura di Venezia, che coordina un po' tutte le procure, il procuratore ormai 2 anni fa mi disse: assessore, se continua questa escalation
e io dovessi semplicemente fare il raffronto reato-pena, io dovrei riempire le carceri, non avrei abbastanza carceri per i minori. Che cosa facciamo insieme? E allora da 2 anni stiamo lavorando sulla comunità educante con l'aiuto della professoressa Lucangeli, della professoressa Slepoi, sui fronti dell'educazione da una parte e del rispetto delle donne dall'altra. Ma bisogna essere chiari che tutto ciò che abbiamo fatto e detto finora non è stato sufficiente, altrimenti noi avremmo un altro tipo di contesto. E allora forse anche le polemiche sterili che riguardano, no? Ogni volta che trattiamo di questi argomenti, l'ultima mi è accaduta proprio con la professoressa Slepoi, che per qualcuno che non ha i suoi studi, che non ha le sue competenze, ha detto cose troppo forti. Ma signori, quello che sta accadendo è molto forte, è molto grave e non posso neanche pensare che sia solo la scuola. A scuola certamente noi parliamo di giustizia riparatrice. Io sono dell'idea, direttore, che tanto si debbano vietare i telefonini, che sono un pericoloso emulatore. A scuola si vietano i telefonini, io sono dell'idea che fino a una certa età dovrebbero proprio essere vietati. Credo che dentro la scuola la giustizia riparatrice sia non sospendo, non lo lascio a casa, perché quelli sono potenzialmente dei ragazzi, dei giovani che lasceranno la scuola. Invece devi portarli a scuola e davanti a tutti fare la giustizia riparatrice, fare azioni di umiltà anche, cioè i piccoli lavoretti, la disponibilità nei confronti del personale della scuola, regole di buona educazione. Dobbiamo tornare a parlare un po' di galateo e di forma, cioè buongiorno, buonasera, dare del lei e lasciare il passo. Guardate che oggi la ricostruzione di ciò che è andato distrutto, che è quella buona educazione di cui parlava lei, passa anche dai piccoli gesti, perché dovremmo provare ad isolare i bulli. E mi permetta, chiudo così perché è una cosa molto grave che io ho letto e studiato. Oggi quelli che dimostrano di essere leader in negativo, una volta avevamo i leader in positivo, ne avevamo dei begli esempi, no? E li raccontavamo, oggi non li raccontiamo più, c'è il leader in negativo. Il capetto del gruppo che crea il piccolo branco, che noi chiamiamo bullo e bullismo, ma è molto più grave, trascina con sé i deboli. Prevarica i deboli. Sono soprattutto piccole comunità, spesso di ragazzini stranieri che magari non hanno a casa gli strumenti, non hanno le regole, che oggi esercitano una forza nei confronti dei propri coetanei pari, che è pericolosa. Allora noi dobbiamo pensare all'integrazione, dobbiamo pensare che debbano capire che cos'è la nostra cultura, cosa sono i comportamenti corretti, che cosa deve succedere. Noi stiamo investendo molto su questo, ma deve esserci una comunità educante a partire dalle comunità di partenza, dalle famiglie e dal fatto che come commentatori pubblici, io stessa per esempio, li distinguo quando li facciamo dicendo che c'è sempre qualcos'altro di più grave, di più importante, e invece no, oggi dobbiamo dire che questo è il tema più importante e che dobbiamo smetterla con le polemiche ideologiche, per cui se dico che ci sono più stranieri che purtroppo sono ai limiti dell'esclusione sociale, io potrei essere accusata oggi pomeriggio, stasera a Focus, diciamo così, di essere razzista, perché poi è facile dire così. Io non sono razzista, io credo invece che l'integrazione passi attraverso le regole della buona educazione e voglio che quei ragazzi non perdano l'occasione di avere una buona vita, ma non posso essere buonista per dare una buona vita, forse devo essere più chiara nelle cose che devo fare, anche più dura nel momento in cui si deve isolare il fatto negativo per farlo poi diventare un esempio positivo. Mi pare che ci stia muovendo proprio in questa direzione anche il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Assessore, andiamo in pubblicità 1 minuto e mezzo e poi torniamo da lei a tra poco. A tra poco. Assessore Donat-San, sembrava che l'omicidio di Giulia Cecchettin avesse segnato uno spartiacque, che si potesse imboccare una strada di minore violenza, e poi è stata uccisa a Riese Pio X Vanessa Ballan e poi nei giorni scorsi Sara Buratin a Bovolenta, per non parlare delle altre donne uccise
nelle regioni d'Italia dall'inizio del 2024. Non c'è niente che si possa fare, cioè sembra non c'è tregua e non c'è qualche rimedio a questa violenza e a questa furia degli uomini che si scagliano su mogli, ex fidanzate, ex mogli, perché non sopportano la rottura di una relazione. È sconvolgente, io come lei sono disorientata, anche perché, come ha detto lei, dopo anche tanto clamore attorno all'omicidio di Cecchettin, sembrava che ci fosse questo clamore avesse portato uno scossone. Non è così, allora vuol dire che stiamo sbagliando un po' di cose, anche stiamo sbagliando le modalità, forse dobbiamo parlarne come ha detto, cercando di azzerare le differenziazioni per quanto macro o micro. Noi dobbiamo dire tutti che c'è un grande problema, che questo problema si annida nelle nostre case, nelle nostre comunità, che ci riguarda tutti e che dobbiamo provare a tendere la mano, perché parlando anche attraverso questa trasmissione, ma le tante che si fanno, più che andare ai distinguo, io ricordo un dibattito sclerotizzato sul patriarcato, no? Cioè quelle robe che poi dici dei titoli perché vuoi riempirti la bocca, fa tanto. Ma io devo parlare alla persona che è dall'altra parte di questo schermo e a cui dico, se sei una donna e hai paura, parlane con le persone che ti possono aiutare, oggi non mancano i servizi, parlane anche con tuo marito se ravvisi ancora la possibilità che si comprenda, o col tuo fidanzato. Agli uomini proviamo a dire, a quelli che ci ascoltano, che si sentono magari disperati perché hanno rotto un affetto, che c'è una speranza sempre, che anche il dolore porta del bene perché ti rafforza. Cioè noi dobbiamo provare a non elevare il conflitto, a non cercare delle colpe, delle responsabilità che pur ci sono, ma sono indagabili solo dai grandi scienziati e diciamo conoscitori. È per quello che io mi affido a professioniste di rango come la professoressa Slepoi quando tratto di questo tema principalmente, perché non posso essere io sono però una figura pubblica e quando parla io come la collega che con me è diversa in tutto perché abbiamo diverse idee su questi temi, dovremmo non andare a cercare il colpevole ma cercare strumenti per far uscire dal silenzio la paura, perché credo che ognuno di queste questioni abbia avuto una percezione di sé. Cioè mi viene da dire, direttore, che un po' di paura c'è stata in queste donne, non possono non avere mai compreso chi avevano davanti e se noi abbiamo gli strumenti di capire, perché quando un uomo ti tocca che non è una carezza, quando un uomo o una donna diventano violenti e non deve essere perché non si tocca se non con un fiore, dovremmo cominciare a tornare di nuovo a dirlo. Perché forse anche questo dovrebbe essere un po' un aiuto per tornare anche a quella buona educazione, sa? Abbiamo smesso di dire queste cose, la dolcezza, la carineria, i complimenti, la galanteria fatta bene, fanno tornare a delle regole più buone e giuste. Ma se qualcuno ti tocca, ti schiaffeggia, ti insulta, quello non va mai bene, mai bene. E quindi deve esserci consapevolezza. Assessore, la ringrazio moltissimo, grazie per essere stata con noi, poi avremo modo di parlare di politica in altre occasioni, le europee, le regionali. Sicuramente per oggi lasciamo stare, abbiamo affrontato dei temi molto importanti. Grazie Assessore, a presto e buon lavoro. Grazie a lei Direttore. Grazie. Arrivederci, grazie molte. Allora chiudiamo con una buona notizia, è stata riaperta da oggi la Valsugana che è stata bloccata parecchie settimane per via di una frana. Sentiamo da Bassano del Grappa Alex Giuliano. La pioggia bagna il primo giorno di riapertura della statale Valsugana. Dalle 8 di questa mattina, dopo poco meno di 50 giorni dalla frana del 12 gennaio, la Valsugana ha riaperto la circolazione nel doppio senso di marcia a tutti i veicoli, purché a pieno carico non superino le 25 tonnellate. Un
un anticipo di 3 giorni rispetto al cronoprogramma, reso possibile grazie al lavoro congiunto fra ANAS e RFI. Invece di altri 100 giorni l'attesa più o meno per rendere percorribile questa strada anche ai mezzi che superano a pieno carico le 25 tonnellate. Una giornata che finora sta vedendo un traffico moderato, ma quello che è da segnalare è il sospiro di sollievo per i pendolari, per i lavoratori, per le attività economiche fortemente penalizzate dalla chiusura prima totale e poi parziale di questa arteria. Il tempo utile, secondo quanto dichiarato da ANAS, per effettuare i lavori di ripristino delle altre 2 corsie verso nord del viadotto del Pescatore, risultato particolarmente danneggiato dalla frana, prevedono appunto ancora un po' di pazienza. Saranno necessari interventi significativi come il sollevamento dell'impalcato e il suo riallenamento, la sostituzione di oltre 20 appoggi. Insomma, c'è da lavorare ancora per ritornare alla normalità. Diciamo che la conclusione della messa in sicurezza del versante della montagna da parte di RFI, consistita nel disgaggio dei massi pericolanti e dell'installazione di una nuova barriera paramassi, ha consentito ad ANAS di velocizzare i lavori e, una volta protette le infrastrutture stradali e ferroviarie sottostanti, appunto ANAS ha potuto completare gli ultimi lavori, le ultime verifiche e riaprire, come detto, con 3 giorni d'anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, questa strada. Traffico che, lo ripetiamo, non sta subendo rallentamenti causa del maltempo, tutto procede bene e possiamo dire che a questo punto resta solo da monitorare con attenzione la situazione sui 2 versanti, perché insomma le piogge, i cedimenti idrogeologici sono comunque possibili, sono comunque frequenti in questa area, in questa zona, ma non si segnalano preoccupazioni, non si segnalano criticità e dunque la Valsugana dalle 8 di questa mattina ha ufficialmente riaperto al doppio senso di marcia in vista di completare i suoi lavori e la sua totale riapertura anche ai mezzi che superano le 25 tonnellate entro un paio di mesi, massimo 100 giorni. Bene, è tutto per oggi. Grazie ai nostri registi Francesco Cerone e Italo Murau. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Arrivederci.